ringrazio di cuore per essere qui, ringrazio in particolare i familiari, i fratelli, i nipoti e le nipoti che sono qui con noi ogni anno a ricordare questa splendida figura, insomma, di ragazzo che, come è stato detto, ha perso la vita più sopra dove poi andremo. Siamo qui ogni anno, come è stato detto, per non dimenticare, per ricordare Checca. Io mi rifaccio al libro e alle parole di Piero Zorzin, vale la pena appunto ricordarle ogni tanto. Piero è stato colui che ha voluto ritrovarsi qui ogni anno. Piero è il Diana di cui parlava Beppe prima. Appunto era come dire il comandante della squadra dei giovanissimi partigiani di Arzignano, e ha voluto appunto che si venisse qui ogni anno a ricordare il suo amico, oltre che compagno di lotta, ucciso qua. La sua poesia richiama una parte delle cose scritte anche appunto nel volumetto, nel quale poi Piero, partendo dalla brutale uccisione dei 4 operai della Pellizzari, come sapete, ricorderete, che sono stati uccisi alla fine di marzo del 44, scrive Piero che dopo la brutale uccisione il paese si chiuse in un silenzio spettrale e si schierò tutto contro. Quando noi del GAP giovanissimi andavamo al sabotaggio degli autoparchi tedeschi e a recuperare armi, c'era un paese in ansia per noi, che parteggiava con noi, che ci aiutava, che lottava con noi. La vecchietta del piano di sopra tra le imposte spiava e mandava segnale. Tusi, Gesela Ronda, e Checca era il primo tra noi, dentro un carro armato, a disinnescare percussori, a portar via proiettili, a passare al camion vicino, a mettere zucchero nei serbatoi e a chiamarci, Gessio, e continua Piero. In quella estate del 44 i bambini avevano smesso di giocare, come è stato detto appunto, e divennero adulti anzitempo. Quando i bambini smettono di giocare è segno che una guerra atroce si è trasformata in lotta di liberazione popolare. Lo si è visto anche dopo, altrove, in Vietnam, nell'Intifada. Piero è morto molti anni fa, altrimenti avrebbe ricordato anche altre vicende a noi più vicine. Penso, mi viene in mente in particolare il Rojava e il Kurdistan, che anche in questi giorni si trova con grossissimi problemi, come sappiamo. E la resistenza, dice ancora Piero, fu una guerra più orrenda delle altre guerre, più spietata. Insegnò anche ai bambini ad uccidere uomini. Non fu una scampagnata, un fiore incontaminato la resistenza. Fu lotta dura, crudele. La libertà pretese un prezzo troppo alto per tutti. Ma intanto, in quella estate, Checca era come una formica cicala, con i rossi corti capelli e le grinze tra gli occhi, sulle guance lentiginose, smorfi e sberleffi, a tenere su il morale a chi sentiva che questa guerra sembrava non avere più fine, a chi aveva famiglia e non poteva tornarci, a chi aveva fame e non poteva sfamarsi, perché la resistenza fu anche fango, sudore, fame. Lo conobero tutti quell'estate il partigiano bambino che correva di giorno e di notte senza fermarsi. E arriviamo poi, appunto, dopo altre cose che racconta Piero, al tragico epilogo. Ma all'improvviso, il 13 settembre, proveniente da Giazza, lungo il sentiero ai piedi del Monte Lobbia, al bordo delle Fraselle, spunta la pattuglia di Siva, diretta in senso inverso per discendere il vaio della Scagina. Incertezza e scompiglio tra i fascisti. Poi partono le raffiche micidiali. Checca è colpito al fianco, il piombo lo schiaccia a terra, faccia riversa, a 2 salti dal passo. Attimi di silenzio agghiacciante, poi i lamenti di Checca che invoca la mamma. Dagli arbusti del vaio scosceso i compagni lo chiamano. Checca, Checca, trascinati avanti, allunga un braccio, ti portiamo via. I megaccia va, a voce roca, so bloccà.
Scappesse noi coppa tutti, avvisè il comando, else un massello, Checca parla a tutti ansimando, gli altri angosciati capiscono che non possono fare più niente e che lui ha ragione, bisogna dare l'allarme. E conclude Piero Zorzin. Il comando di divisione propose Francesco Fochesato Checca per la medaglia d'oro al valor militare, ma vale di più la nostra memoria, la memoria di tutti, anche di chi ancora non c'era. A questo proposito ne abbiamo parlato anche prima, siccome recentemente sono stati riaperti i termini per la concessione di onorificenze, torneremo alla carica appunto perché ci sia anche la medaglia a Checca. E vedremo, ma in ogni caso sono d'accordo con Piero, medaglia o non medaglia, conta la memoria di tutti, anche di chi ancora c'era. C'è un partigiano, il più vecchio dei nostri partigiani ancora in vita, che ogni tanto mi dice no, non abbiamo combattuto per le medaglie, sappiamo che era così per loro, però è importante appunto anche il riconoscimento, no, e l'onorificenza, è importante per noi appunto per non dimenticare. Ecco, potrei anche concludere qui dopo le parole di Piero Zorzin, ma penso che non avrebbe senso incontrarci per ricordare quelle vicende, quel periodo storico, senza assumere noi, tutte e tutti, l'impegno di riprendere e portare avanti oggi i valori e gli ideali di chi combatté nella lotta di liberazione. Ecco, io penso che ogni cittadino, ogni cittadina di questa Repubblica potrebbe e dovrebbe farsi carico della storia da cui i suoi diritti, i nostri diritti provengono. Ce lo chiede la nostra Costituzione con tutta la forza del suo spirito antifascista. Essere cittadini dovrebbe implicare anche il saper fare memoria, come è stato detto, e la memoria va attivata perché possa assumere una connotazione etica. È dalla sua attività, infatti, dall'attività della memoria che dipende la vita del passato, il mantenere in vita ciò che è avvenuto, il quale, come ha ricordato una dirigente ANPI di Padova, riporto sue parole, il quale può farsi polvere o monumento. La memoria è l'arma con cui si fissa nella pietra quel passato prezioso con cui dobbiamo ancora fare i conti e che dobbiamo proteggere dai rischi sempre incompresi dell'oblio e della manipolazione. Dopo torno sulla manipolazione. La funzione etica della memoria dunque ne sancisce anche la sua dimensione pubblica. Salviamo ciò che per la sua ricchezza di senso può illustrare il presente, che è giusto non dimenticare. Le partigiane e i partigiani hanno combattuto, come è stato detto, in nome di pace, libertà, solidarietà, uguaglianza, valori che le madri e i padri costituenti hanno trasfuso nella Costituzione antifascista, approvata e promulgata 75 anni fa, nel dicembre del 1947. Essa è profondamente e intrinsecamente antifascista, perché non solo l'articolo 1 con quell'aggettivo democratica lo dimostra, ma tutti i principi e i valori della prima parte e l'insieme dei suoi articoli sono incompatibili con quelle idee, con le idee del regime fascista, e ne rappresentano l'esatto contrario. Per questo l'antifascismo ha ancora ragion d'essere e deve continuare a vivere e vigilare, oggi più di ieri. Sottovalutare o prestare scarsa attenzione alle troppe manifestazioni fasciste e neofasciste che attraversano le strade delle nostre città. Un video visto ieri, neonazisti croati a centinaia, tifosi della squadra che ha giocato, non so se con il Milan, scusatemi, che sfilavano, ecco, appunto, tifosi della Dinamo di Zagabria che sfilavano per Milano con le mani alzate nel segno del saluto fascista e nazista. Dicevo che anche 100 anni fa parte della classe dirigente di allora pensava che il fascismo sarebbe stato fenomeno passeggero, e sappiamo com'è andata. Per questo ricordare è nostro compito e nostro dovere. Riflettiamoci oggi, quando parole d'ordine risalenti al fascismo sono diventati slogan da campagna elettorale. Non mi sottraggo, nel senso che la situazione davvero io la sento estremamente delicata. Siamo quasi all'ultimo atto di un'operazione di riscrittura della storia
che è passata dal tentativo di equiparazione tra coloro che combatterono il fascismo e i fascisti stessi, alla parificazione. Anche qua si è tentato di parificare i morti per la libertà con i morti per la sopravvivenza di un regime che della morte faceva un simbolo. Fermo restando, lo diciamo sempre e lo ripeto, il rispetto per tutti i morti, perché ogni persona che muore, come dire, merita rispetto, amico o nemico, e anche qua potremmo pensare a canzoni di grandissimi cantautori che ci ricordano anche questo, però è indiscutibile che c'era chi moriva per la libertà, come Checca, e c'era chi moriva invece per difendere un regime che combatteva la libertà. Siamo passati poi attraverso l'affermazione secondo la quale Mussolini ha fatto anche cose buone, alla volontà odierna di rimettere in discussione i diritti, in particolare i diritti civili, ma anche quelli sociali, frutto dell'applicazione della Costituzione. Da Dio, patria e famiglia, e anche qui cerchiamo nella storia l'origine di questa affermazione, fermo restando il valore della religione, della patria e della famiglia, ci mancherebbe, ma ripeto, messi così richiamano periodi storici preoccupanti, no? All'attacco in particolare ai diritti delle donne e di tutte e tutti coloro che esprimono una loro diversità, ai diritti di lavoratrici e lavoratori, come abbiamo visto anche sulle pagine dei giornali in questi giorni. Per non parlare poi, e questo è un attacco pesante alla Costituzione, all'idea di un presidenzialismo non meglio definito che come dire, che presuppone il rischio dell'uomo solo al comando, o l'idea di un paese che si rompe, no, e non resta unito come invece chiede la Costituzione. E ci sono, come vediamo, spinte nazionalistiche contro l'Europa che preoccupano. Mai come oggi l'Italia non solo deve stare in Europa perché ha fondato con altri paesi l'Europa, ma mai come oggi ha bisogno dell'Europa per uscire dalla situazione grave nella quale siamo. Dobbiamo guardarci dal razzismo, che è l'anticamera del fascismo, e contrastarlo. Razzismo che si presenta in forme diverse e viene spesso strumentalizzato. Ci dobbiamo indignare quando sentiamo affermare la volontà di ricanciare indietro con il blocco dei porti, con il blocco navale, coloro che fuggono dalle guerre, dalla fame o dall'oppressione e cercano approdo sulle nostre coste. Io penso che abbiamo innanzitutto il dovere, tutte e tutti, di salvare le vite di tutte e di tutti. E dobbiamo guardare alla nostra Costituzione anche per affrontare le gravi questioni che abbiamo di fronte, che sono state poco fa richiamate. La guerra in Ucraina, rispetto alla quale rinnoviamo la solidarietà e il sostegno al popolo ucraino, ma nello stesso tempo continuiamo a ribadire che è necessario far cessare le armi e far prevalere la diplomazia e il negoziato per fermare le distruzioni e i massacri di tante donne e uomini, bambine e bambini che continuano ancora quotidianamente. E solo, ripeto, il negoziato e la diplomazia possono fermare la guerra, non sono le armi purtroppo che fermano la guerra. La grave crisi climatica, altro tema di grande attualità, alla quale sembrano interessati quasi esclusivamente, ma certamente soprattutto ragazze e ragazzi, che tra l'altro venerdì prossimo saranno in piazza per ricordarci che il pianeta non può più sostenere questi livelli di sviluppo distorto e ingiusto, che vede pochi ricchi che posseggono patrimoni immensi e miliardi di persone che faticano a vivere, o le difficoltà nelle quali si dibattono l'Italia e l'Europa stessa, che possono essere superate solo attraverso la riscoperta dello spirito aperto e solidale, sociale, del manifesto di Ventotene, dal quale nacque l'idea di Europa unita. Ecco, nella Costituzione c'è tutto ciò di cui la nostra società ha bisogno, ancora oggi. E quindi, come è stato detto appunto, teniamola questa Costituzione, chiediamo che venga applicata la Costituzione prima ancora di cambiarla, perché l'applicazione della Costituzione ci può garantire anche di intervenire sui temi complicati e delicati di cui parlavo. Incontrarci qui quindi serve anche a richiamarci a compiere oggi il nostro dovere di cittadine e cittadini, per tentare di rendere concreti i valori ed ideali
che coloro che hanno lottato ci hanno lasciati. Il voto è tra i principali diritti e allo stesso tempo un dovere civico, così lo chiama la Costituzione. Esercitiamo questo diritto, compiamo questo dovere domenica prossima, partecipiamo appunto al voto, facciamolo nello spirito della Costituzione antifascista, pacifica e solidale. Facciamolo perché solo la partecipazione delle cittadine e dei cittadini può contrastare derive pericolose per la democrazia. E spetta a ciascuna e ciascuno di noi scegliere, certamente appunto con la libertà che c'è di scelta. Non è vero che niente cambia e tutto è inutile, dipende da ciascuna e ciascuno di noi e dal nostro impegno. Concludo tornando alle parole di Piero Zorzin, il quale, riferendosi a Checca, ha scritto: non era un eroe, perché gli eroi non esistono. Avrà pianto, avrà alzato con stento lo sguardo verso il terzo cielo azzurro della Scagina, a vedere il passo dove avrebbe potuto salvarsi se solo avesse fatto un balzo prima della raffica micidiale. E credo che tutta la superiorità di valori di Checca e dell'intera Resistenza sia proprio nella pacata normalità di chi ha dovuto fare qualcosa per la libertà di tutti, ed è nella memoria di quella normale quotidianità della scelta di campo che risalgono le nostre radici, le radici del nostro sistema democratico. Se si spegne questa memoria, saranno le stesse radici ad inaridire. Noi vogliamo mantenere vive le radici e vogliamo mantenere accesa quella memoria. Per questo siamo qui. Viva la Resistenza, viva la Costituzione. Che dire, se qualcuno